Strade comunali verso un nuovo volto, ripristino del manto stradale con un piano asfaltature da circa 3.800.000 che riguarderà oltre 16 km di strade. Lavori che saranno svolti in sinergia tra Comune, Viacqua e Vireti, cosa che permette di evitare sovrapposizioni tra cantieri riducendo al minimo i disagi della viabilità. Un piano asfaltature importante per questo 2025, 3,8 milioni di investimento complessivi per intervenire su 16,4 km di strada della rete urbana cittadina. Un intervento realizzato di concerto da Comune di Vicenza direttamente, ma anche dalle società che seguono i sottoservizi Vireti e Viacqua, che andranno a intervenire per i ripristini definitivi, dove nel corso dell'anno scorso sono stati fatti da loro interventi nei sottoservizi delle strade. Un intervento complessivo, ripeto, molto importante, per lo più si svolgerà nei mesi estivi per ridurre l'impatto sulla viabilità e anche per ottenere un risultato migliore di asfaltatura. Alcune di queste asfaltature, soprattutto nelle zone più critiche per la viabilità, verranno svolte in orario serale e notturno, anche qui per creare minor disagio possibile. Un intervento importante e complessivo che si riesce anche a realizzare anche per il costante scambio di informazioni che abbiamo con Vireti e Viacqua, perché cerchiamo di ottimizzare al meglio le risorse che abbiamo, evitando evidentemente magari di andare a intervenire su strade dove nel giro di 1, 2, 3 anni le società di sottoservizi hanno previsione di interventi.